Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City con quello lì, Massimo Privitera e con Marco Testoni. e con quello lì, Marco Testoni. Allora, oggi parliamo di una serie televisiva e un film. Dunque, ambedue direi molto divertenti. Io su quello di cui andrò a parlare, Due agenti molto speciali 2, un film diretto da Louis Leterrier, con quel grandissimo attore che a me mi sta di una simpatia eccezionale, che è Omar Sy, e Laurent Lafitte, bellissima coppia. Tu invece parlerai, e a questo punto vai, di Moon Knight. Parto con Moon Knight, serie televisiva del Marvel Cinematic Universe, in questo caso televisivo, su Disney Plus. Allora, devo dire che è diciamo che è un supereroe di quelli secondari, semisconosciuti, un po' Batman, anzi è il Batman della Marvel. Mi ha incuriosito perché gli attori, Oscar Isaac e Ethan Hawke, Ethan Hawke il cattivo, Isaac la doppia personalità, il doppio personaggio che si sdoppia, quello bonario e quello invece più cattuto, sono due attori straordinari, devo dire, che fanno la serie, perché la serie è un po' strampalata, fuori di cotenna totalmente, però la domanda che mi sono posto è questa qui: ma perché la Marvel non permette un'identità musicale definitiva ai suoi film e invece alle serie sì? Perché? Togliendo l'Alan Silvestri che ha dato il là musicalmente agli Avengers con Capitan America anche prima, e poi l'Oscar vinto da Ludwig Göransson per Black Panther, è un po' quello che è l'identità della Marvel, logo cinematico di Michael Giacchino. Poi per il resto le colonne sonore passano in secondo piano, perché non te li ricordi per la maggior parte dei film della Marvel. Devo essere sincero, non c'è un tema che si riferisce a uno o un altro, però non ci sono quei temi identificativi che aveva in vero la DC all'epoca con John Williams con Superman e Danny Elfman con Batman e via discorrendo. Per fortuna, invece, nella serialità televisiva la Marvel si ricrede in tal senso. Vedi WandaVision con Christopher Beck, vedi The Falcon and the Winter Soldier con Henry Jackman, e ora Moon Knight. Moon Knight ha la peculiarità che, a parte l'insensatezza della storia ambientata in Egitto con le divinità egizie, ho scoperto questo cinquantenne compositore egiziano, Esham Nazi, spero di averlo pronunciato bene, che da noi è un merito sconosciuto, però in Egitto è famosissimo, ha vinto una sequela di premi incredibili, di riconoscimenti, di onorificenze, ma una roba incredibile. Lui ha sbancato con una marea di film al botteghino egiziano, e devo dire che ho scoperto un grandissimo autore di colonne sonore. La sua partitura è qualcosa di sconvolgente, è un'ottima combinazione di sinfonismo classico e musica contemporanea con uso di strumenti etnici, e che tra l'altro il suo leitmotiv è una fusione fantastica da grandezza sinfonica hollywoodiana tra il Silvestre della Mummia e il Ritorno e quel pathos corale enfatico di Miklos Rozsa per Ben-Hur. Veramente un capolavoro di colonna sonora che mi ha lasciato stupefatto puntata dopo puntata. Infatti in realtà ho visto la serie solo perché proprio assuefatto dalla colonna sonora e volevo vedere come proseguiva in tal senso, e devo dire che la cosa migliore che ho sentito in televisione da 10 anni a questa parte. No, è interessante quello che dici, cioè che non c'è stato da parte della Marvel un'attenzione a creare in qualche modo anche una comunicazione musicale integrata, per cui più o meno, come posso dire, l'immagine musicale di quel mondo lì era disegnata in una certa maniera. Sì, è stravagante come cosa, anche perché di produzioni ne fanno, se ne fanno proprio, quindi... Allora, cosa parliamo adesso della nostra pillola? Adesso è il momento della nostra pillola di Soundtrack City Plus. Perché questa settimana già è iniziato, sono 2 puntate, è l'ospite Alessandro De Rosa. Però Alessandro De Rosa qui Massimo è in una veste diversa, no? Sì, Alessandro è accompagnato musicalmente da 2 musicisti d'eccezione, Fausto Beccalosi alla fisarmonica e Claudio Farinone alla chitarra, il quale Farinone ha curato gli arrangiamenti di questi pezzi morriconiani, perché parliamo di 2 incontri molto concertistici in cui Alessandro De Rosa racconta il suo Ennio Morricone attraverso Inseguendo quel suono, la biografia ufficiale che ben conosciamo, e
tra un racconto e un altro del Morricone ci sono questi interventi musicali per chitarra e fisarmonica solisti, in cui si ascoltano Metti una sera a cena, Giù la testa, Se telefonando, Una scena paradiso, e soprattutto uno dei temi che io amo in assoluto del sodalizio Tornatore Morricone, ovvero Ricordare da una pura formalità. Pezzo straordinario. Quindi godetevi questa pillola musicale su Soundtrack City Plus. Alessandro, siamo qui a Settimo Milanese inseguendo quel suono la storia, giusto? Sì, la storia è una storia, un concerto in realtà. Mi accompagnano Fausto Beccalossi e Claudio Farinone, rispettivamente alla fisarmonica e alla chitarra. Io parlerò un pochino della storia di Morricone, ovviamente non potremmo dire tutto perché come si può fare a dire queste tante vite in una. Bene, allora mi piace questo fatto che ogni tanto riusciamo pure a far sentire un po' di musica, perché poi alla fine se no diventa duro parlare senza mai far sentire. Invece bravissimi questi due musicisti, è bello il progetto di Alessandro De Rosa. Allora, adesso che succede? Sono io che parlo di un film su Netflix, giusto? Sì, esattamente, su Netflix, Due agenti molto speciali 2. Allora, questo è il sequel dell'altro di Due agenti molto speciali. Abbiamo sempre questi due attori, Omar Sy e Laurent Lafitte, simpaticissimi. Io vi devo dire, da tantissimo tempo che non vedo un film così divertente, e vi dico solo una cosa: quando lo vedrete ricordatevi della scenetta del bastoncino. La scenetta del bastoncino è veramente esilarante, non dico altro, ma è una di quelle cose che rimarranno proprio impresse nella storia del cinema mainstream, del cinema commedia, ma è veramente non esattamente politically correct, ma vedetelo con attenzione e gioia. Dunque, per il resto stiamo parlando appunto di quella corrente di film francesi a cavallo tra la commedia e l'action. Insomma, la coppia di poliziotti fa parte proprio della storia del cinema degli ultimi, da sempre, anzi. Eccellenza. Ecco, quindi ne potremmo prendere tantissimi di esempi. La cosa divertente di tutta questa operazione è, secondo me, il confezionamento, perché i francesi ormai hanno un loro stile di montaggio, di editing, di soggetti, di dialoghi assolutamente riconoscibile. Può piacere, non può piacere, a me personalmente piace moltissimo, ed è credo che ormai ovvero poi anche lì ci sono gli esempi negativi, ma in questo caso è assolutamente notevole, anche perché si regge tutto su questi due attori, andateli a vedere, e su un copione bello consistente. Addirittura tu, Massimo, preferisci il 2 all'1 che all'1, no? Per quanto riguarda il... Anche se devo dire che, come ti avevo accennato, oltre mi sono divertito tantissimo, la cosa che mi ha colpito è che loro si rifanno come trama a un film che io adoro con Simon Pegg, che è il famoso Trilogia del Cornetto, Algida ovviamente, Hot Fuzz. La trama è uguale, anche se lì
parliamo di un paesino nell'Inghilterra, nell'entroterra inglese, non dico altro. Qui invece abbiamo i filonazzisti, c'hanno tutti gli immigrati, ma la trama è identica, però qua c'è la simpatia stratosferica di Omar Sy e dell'altro attore che sono veramente... Parliamo di musiche. Le musiche sono di questo Guillaume Roussel, che a me mi ha molto colpito. Cioè, non stiamo parlando di una colonna sonora che vi posso dire, dove si toccano le alte vette della composizione, ma anche in questo senso ritorno al discorso che facevo prima. È talmente ben integrata all'editing e al montaggio, al soggetto, che è perfetta, secondo me, in stile, come posso dire, una sorta di nipotino di Lalo Schifrin, non so se sei d'accordo su questa definizione. Poi però vado a vedere la storia di questo Guillaume Roussel e vedo che ha una filmografia pazzesca, cioè tantissime serie televisive, quindi il suo mondo arriva da lì. Però insomma stiamo parlando di un personaggio, un compositore che da noi non è molto conosciuto, ma invece in Francia e in ambito francofono ha assolutamente una carriera alle spalle già ben spessa, ecco, come si vuol dire. Ben avviata, ma poi tra l'altro ha lavorato anche oltreoceano, perché dicevamo che ha fatto, diciamo, il ghostwriter, l'assistente, l'additional composer di Zimmer, Remote Control Factory per i Pirati dei Caraibi 4, per i Puffi e altri lavori, quindi comunque è uno che si è fatto le ossa. E qui devo dire che, come dicevi tu, c'è l'impronta di Lalo Schifrin di Mission Impossible, ma c'è anche molta blaxploitation, Isaac Hayes, Shaft e via discorrendo. Quindi comunque quel mondo lì che io adoro, c'è tutto ed è perfetto per questo action comico a tratti demenziale, che mi ha ricordato David Zucker, i fratelli Zucker, quello dell'aereo pazzo del mondo, Top Secret. Assolutamente. Però è intelligente, non la roba buttata così. No, infatti non lascia passare anche dei contenuti, insomma, ecco, quando si parla di neonazismo, qui è un po' come lo fecero i Blues Brothers, mi ricorda, voglio dire, i nazisti dell'Illinois, voglio dire, qui è un po' diverso, però insomma il concetto è sempre, anche attraverso la commedia, menare duro. Sull'attualità. Ok. Allora, abbiamo presentato anche questa volta, oltre che La pillola con Alessandro De Rosa, un film, Due agenti molto speciali 2 e la serie che ci ha suggerito Massimo, Moon Knight. Noi vi salutiamo, ciao, alla prossima. Ciao, alla prossima.